Candidato di Padova sarà Marcato per il centrodestra, quindi? Beh, Marcato è un ottimo candidato, tra l'altro io mi sto confrontando con lui per Padova e non solo. Credo che sia una persona capace di dare risposte ai cittadini e soprattutto di avere un rapporto diretto con i propri cittadini senza nascondersi e senza chiudersi all'interno di un palazzo. E poi penso che sia necessario per il centrodestra partire presto. È sottolineando quel bisogna fare presto che il presidente del Veneto Alberto Stefani, intervistato da Ferdinando Avarino durante l'ultima puntata di Ring, talk show di Antenna 3, dà una spinta decisiva alla candidatura di Roberto Marcato alle prossime amministrative padovane. Le parole di Stefani escono dall'alveo delle ipotesi e vanno in direzione di un'investitura dell'esponente leghista che ha sempre espresso la sua volontà a correre come primo cittadino a Padova. Da qui però si amplia il tema delle alleanze all'interno del centrodestra. A tenere banco è la questione vannacciana e dopo il botta e risposta a distanza con Marcato, Stefano Valdegamberi, esponente veneto di Futuro Nazionale, sembra tendere una mano e appare possibilista. Lo appoggiate o no Marcato a Padova? È troppo presto? No, intanto bisogna vedere se lui appoggia noi. Vabbè. No, scherzo. No, allora, lo appoggiamo o meno è tutto relativo, nel senso che dipende dai programmi, dipende anche. Marcato ha tante visioni che sono uguali a noi. Un conto l'aspetto politico nazionale, un conto poi sono gli accordi territoriali. Nonostante le battute, la porta è aperta. Ecco, è sempre aperta perché noi vogliamo che vinca una politica che sia non certo della sinistra, perché quella più vicina a noi, cerchiamo alleanze più vicine a noi. Però è chiaro che per sposarsi deve sempre essere in due. I matrimoni appunto si fanno in due e Marcato non ha mai nascosto le sue opinioni sulle idee del generale del mondo al contrario, quindi bisognerà vedere se sarà disposto a rivedere le sue posizioni pur di presentarsi ad un'eventuale sfida padovana con il centrodestra unito. Sfida padovana che è cruciale e lo stesso Stefani la ritiene centrale per il centrodestra anche per i progetti importanti che riguardano la città come quello del nuovo ospedale. Ho chiesto in maniera espressa che l'ospedale Sant'Antonio, che è l'ospedale della città, Facciolati, diciamo, sì, insomma l'ospedale storico della città, sia mantenuto in piedi e quindi aprire un grandissimo ospedale a Padova Est è sicuramente qualcosa di positivo, ma non possiamo pensare che si possa chiudere un pronto soccorso come quello del Sant'Antonio, perché oggi la sanità richiede sfide diverse rispetto anche solo a 20 anni fa.